Il malato immaginario fu scritta da Molière durante il suo ultimo anno di vita. L'autore francese interpretò perfino Argante. Lo spettacolo fu subito un successo. Oltre all'amore, che era uno degli argomenti portanti delle commedie del tempo, c'è anche l'ipocondria che accompagnerà il nostro Argante, il nostro malato, per tutta la durata della commedia. Padre, oggi siete bello come una cirasa. Siete bello come una cirasa. Avete un brutto colorito. Siete bello. Siete più di là che di qua. Siete bello come una cirasa. Come una cirasa. Le cure, amico mio. Curarsi è fondamentale. Siete bello come una cirasa. Guarda, che ho addormisciuto, che brutto sogno che ho fatto, ma se non mi sento buono, mi sono che ronfava, e in questo sogno che ho fatto c'era mia figlia Angelica, che mi diceva: padre, oggi siete bello come una cirasa. E poi mi ha risvegliato, ma è possibile mai? Non ci può più tempo di dirci di fuori, figlia mia. Ma rientra, c'è un uomo, capreccia in continuazione. Che brutta cera che ho oggi, proprio non mi vedo, ma mi sento che non è lo specchio, non c'è chi non mi lascia lo specchio, che non ascoltare a dire a cielo. Piuttosto, detto che sogno malato, sai, ma sogno proprio la fidenzia dei malati. Allora, facciamo un conto prima che il dottore Pogone e ci a provare qua i rigetti. Dunque, allora, vediamo come sogno combinato. Sti mesi che mai hai fatto? L'ultimo mese va bene. Giorno 24. Clistere per rinfrescare gli intestini di Sua Signoria. Sua Signoria sono io. Stesso giorno, doppio enteroclisma per ripulire il basso ventre di Sua Signoria. Sua Signoria sono sempre io, giusto? Quello che mi piace in questo dottore è la pulizia verbale, quando mi fai le ricette, quando mi fai i noti che c'è da fare. Stesso giorno, terapia pomeridiana, sciroppo sedativo. Sciroppo sedativo e ansiolitico per fare riposare Sua Signoria. Certo che appena mi piglio sto sciroppo che mi ha scritto il dottore, mi viene una tosse, ma una tosse di espettorazione sicuramente. Giorno 25, vediamo come finivo il giorno 25, medicina purgativa e ricostituente per scaricare la bile di Sua Signoria. Ecco, bravo. Stesso giorno, pozione analgesica e astringente per fare rilassare Sua Signoria. Giorno 26, clistere a base di anice e menta. Vero, questo ancora mi rura, questo buono era l'anice con la menta. Giorno 27, medicina disintossicante e astringente. Certo, donate siamo, con una mano mi sbuddo lo stomaco e con una mano mi stringe. Allora, eravamo al giorno 27 e questa è una. Giorno 28, doppio clistere e 2 dosi di fermenti lattici. Vero che questo mi ha ruotato, con questi fermenti lattici mi dice che meglio. Giorno 29, infuso corroborante e preservativo. Ecco,
succo di limone e melagrana, prugne secche per lubrificare gli intestini di Sua Signoria. Sua Signoria sono sempre io, sì, ma così a Sua Signoria un mazzamo, da secchietta un mazzamo. Dunque, vediamo quando sono le reglistiere che io mai fatto, mi penso conto. Mi penso conto delle reglistiere che non mai mi sa nota dalla settimana passata. E allora, che sono queste cose? Ah, l'appunto che mi misi Tanina a cameriera, dunque, lavativi fatti nei messi. Lavativi fatti nei messi. Ma che sono questi messi? Quali messi? Ah, lavativi fatti nel mese. Madonna mia, mi scrive in italiano, state disgraziati. Poi lavativi, chi è questa parola? Lavativi, lavanni, le parole giuste, usiamo le parole giuste, lavanni e anche musicali. Allora, lavanni fatti nell'ultimo mese, che sarebbe il mese di novembre, perché ancora dicembre mi pare che... Dunque, e allora, quando sono questi lavanni, penso conto, 20 lavanni mi fece a settembre, 18 a ottobre e 29 a novembre. Di 28 ce n'è uno e a dicembre sono 21. E che mai ha fatto? 4 lavanni meno? Ma com'è possibile? No, mi dispiace. Io ho l'impressione che chi da si scorda a singare i lavanni giusti che faccio. E poi quando vengono tutti i conti non risultano mai. Ma è cercare una cameriera che sappia tenere bene il conto dei lavanni, no? dei lavativi, nei messi, e scrivere magari in italiano, spatti. Ah, sbarattiamo qua, sbarattiamo quando mi faccio la nota dei lavanni 2 mesi passato. Tanina, madre mia, non sono, non c'è nulla, mi lasciano solo. Tanina, spindorata, Tanina malasuttata, disgraziata Mara, dilin, Tanina, vuole fare morire solo come un cane. Chi è? Chi è? Chi sono queste voci? Cappi pure che cava a scoppiare, io tu mi piegai. Chi è? Che fu? Disgraziata. Che disgraziata. Avrori. Ai. Che ti chiamo? Ai. E fai finta Ai. che non senti. Ai. Oh, e finiscila con tutto stai ai. Non vedi che ti stai rimproverando. Dammi il piacere di rimproverarti almeno ogni tanto, no? Io mi scoppiai. Scoppiaste. Scoppiaste. Guarda che fai? Sbaratta a le vassacatte, sa tutto cosa. E pigliami la nota dei lavanni 2 mesi passato. A nota dei lavanni 2 mesi passato? Il signore, a nota dei lavanni che mi Ai tai. Come? A nota mi tasti? E che certo che ne mettevo a tenere i gatti volanti per i peri? Ma chi se figlia mia si devono conservare per 3 mesi di seguito? Non mi raccomando quei auto, dottore Puccone. Mi disse questi si devono conservare perché poi allo scadere dei 3 mesi se fa un conto io, mi faccio conto io. Certo, e poi dottore Puccone piglia c'ariala, bello bottiglione di sciroppo patussi. Quando sei spiritosa, lo sai, con il dottore Puccone sciroppo patussi una generale a nudo, perché il sciroppo in questi tempi sta costando caro e non arriva fuori. E allora perché? Però ogni 20 lavanni ci mi toccano gratis. Ah, vedete che spozzo, non sono detto. Allora, sbaratta, dopo viene a fare. Senti una cosa. Sbaratto. Ascoltami un minuto. Sì. Casogno, casogno, qua sono. Dimmi una cosa. Ci hai guardato, dico, cosa se mi fece effetto alla lavanna e non alla lavativa come hai chiamato tu, alla lavanna che mi fece stanotte. Sì. C'è tale asta in orinale. Io? Do terrazzino orinale? Quando vedo dottore Puccone ci talia Iddo. Iddo non si piglia i soldi e Iddo si talia. Ma come? Orinale, mi dice no terrazzino? Ma perché non ci poteva tagliare tu e poi lo chiudevo in sto stanzino bello. Stanzino. Ancora. Donna mia, mi mise orinale in no terrazzino. Sì. Ai. Ma una cosa com'è un tempo fuori, chiove? Perché che avevo abbistenuto coscienza? No, non hai un abbistenuto, però visto che ti viene la felice idea di mettere un renale in terrazzino, se ti me ne scansa, vi sai chiovere, ci vai acqua in renale e poi il dottore Puccone quando viene non si regola se per caso c'è bili dei feci che feci.
Picchi, chi feci? Quali feci? Come quale feci? Che ne feci? Ah, ma quando feci? Quando feci, che ti interessa? Che ne feci? So quando feci, madre mia. Piuttosto, guarda che fai? Mettila qua sopra, che ho dato ma è fare la voce lavanda. No, c'è la vanna, io Sì. non capisco che malattia hai coscienza, che si fa tutte ste lavanne, tutte ste picche, tutte ste mustone, si fa tutte ste porche, io non ci faccio chioi. Oh. Se tu non capisci, certo, puoi mai capire due cose della medicina, tu sei creata e fatta creata, avanti, poi piuttosto chiamo a mia figlia Angelica che ci devo parlare. Angelica? Sì, signore. E che ci dovete dire ad Angelica? Che cosa c'è da dire? Che ti interessa? Perché ti ammischi? No, a mia mi interessa. Sì, signore, perché io ad Angelica l'ho vista nascere e veramente mi dispiace assai per la soffrire. Ecco. Soffrire? E perché ne sta a soffrire, mia figlia? Perché non volesse che sto picciotto di cui lei si è innamorata, io mi scappavo. Qui è che sono innamorato, mia figlia? Sì. Mia figlia? Sì, no, mia figlia. Ma perché che hai figlia tu? No, E allora? Di quale figlia parli? la categoria quanti figli avevo scienza? Io quando figlia hai, che due? C'hai alle 7 che ancora la piccina è nica e poi c'hai ad Angelica che è più spendolina. Io di chi stai parlando? Di Angelica che si è innamorata senza il mio permesso? Senza il mio permesso? Non morire! Su già giurissi, tu stai dicendo? Non morire! Ma già giurissi! Ma cosa? E io di dia lei a sapere tutte queste cose. Ma no, non c'è bisogno di fare questa maniera perché tanto è un picciotto troppo bravo e di buona famiglia. Non mi interessa. Ma è un picciotto istruito! Non mi interessa. È istruitissimo! Ma dimmi una cosa, chi è Merico? No, E allora non mi interessa. cioè come non ci interessa? Non mi interessa, mia figlia deve sposare un medico. Io ho dato la mia parola, deve sposare il figlio del professore diaforetico padre, Tommasino Diaforetico. Chi è che ricevo scienza? Ma che ci vuole dare per marito a sua figlia? Omerico! Che giorogno, Merico, pare che stiamo parlando della fidenzia dei cristiani. Ma poi tu, perché ti mischi, creata, perché ti mischi? Calmamoli, senza che ne incazzoliamo. Io volessi sapere perché voi scienza fece sta gran pinzata. Ma non lo capisci che io ho bisogno, così malato, infermo come sono, ho bisogno di un medico, di un dottore in casa, lo vuoi capire? Ho bisogno di un medico in famiglia, un genero medico. Di un medico generico. So qui che è generico specialista di un compare professore, un zio del mio futuro genero che deve essere farmacista, ecco, è così. Tu sei malata? No. E allora tu non le puoi capire queste cose, perché usazio non griglione. Tu pensa, dei festi, tutti questi medici attorno a me, perché vedi, dei festi è difficile trovare il medico, invece io ci penso prima, mi cucchio e invitiamo a tutti, viene Natale, viene Capodanno, Epifania, tutto pare, bella, mi si dà. Che tutti questi dottori, un domenzo assettato e questi dottori tutti pronti, non si sa mai io mi ha visto a sentire male, pronti a intervenire. Dice, il Don Argante gli avevano un cataracido e a currichino come caponato. Don Argante gli avevano loro in tocca a cagno, subito chiedo capomata, che scica, io bello, mi sono dato. Hai capito? Don Argan, Chi è? mi si passa una mano da coscienza. Non posso. Io perché? Perché un mi tocco, sono un ammasso di dolori. Don Argante? Ci posso fare una domanda? Va bene, basta che non è lunga perché stancai. Ma voi scienza, è per davvero malato? Tappenara, a mia, mi dici se sogno malato per davvero? Ma a mia, come ti ridi? Sta bene, voi scienza gli è malato. Brava, Voi scienza è malatissimo. bravissima. Voi scienza gli è con bere in da fossa. Non esagerare, disgraziata. Ma Angelica, Angelica non è malata. Ed è giusto che si prenda un picciotto. È un picciotto che ci piace a Ida. Ma è per mia. Per me che deve sposare un medico, capisci? Una figlia che vuole bene a suo padre, che stima la salute di tuo padre, deve essere contenta di sposare un giovane che può essere, come dire, d'aiuto alla salute del suo genitore, così sempre infermo e malato.
malato, è infermo. Don Argante? Un po' l'inconsiglio di mia? Sentiamo il suo consiglio. Mi si leva la testa sto matrimonio. Perché me l'avesse allora la testa, E sentiamo. picchi Angelica non lo sposerà mai. Mai? Mai. Mia figlia? Sua figlia. Ma non lo capisci che questa è la cosa giusta per lei? Ma come non ti fai persuaso che è un buon partito? Il professore diaforetico gli ha questo figlio solo, perché quando abbonammo sua moglie partorivo, appena nasceva un piccolo diaforetichino, perché mi ha mosso. E quindi questo giovane promettente medico riceverà tutti i beni di suo padre, non solo, ma magari lo zio, il dottore Burgone, un farmacista che è cassuta che tu conosci in piazza, ma non è che gli diamo solo questa farmacia, no, vuoi sapere la farmacia, io dove aveva zona industriale 200 cristiani che travagliano soltanto per lui 24 su 24 ore, aveva la fabbrica. Chi è che chiave? A fabbrica. A Frabca. Chi è sta chi è sta fabbrica? Non fanno le cose. Scienza voleva dire la fabbrica. Perché io che dissi? A fabbrica. Chissà, ha capito? Ah, sì? Sì, signor, ma no, che so solo. Lui è senza figlio, dottore Bugoni. Ah. E quando sarà ora, ci lascia tutto cosa a suo nipote, magari. A proposito, Che fu? ma è schietto. Cui? Perché non ti picchi tu, dottore Bugoni? A cui due immeroto? Ma l'immeroto, non è che immeroto. Immeroto. Va bene, niente, ti porta fortuna, tu la notte, una volta che avevo maritata, quando ti addormisci, prima che ti addormisci ci passa una mano sopra io, ma così sei sicuro che l'indomani è giorni. Ma è nano. Ma quello è nano, chi è tanto, non di più. Ascolta mia, quelli là alla zona industriale, hanno una cosa, quelli hanno la pola soup. Aspetta, chi è che hanno chi? La fabbrica si chiama Pola Soup. E chi è sta pola soup? Come chi è? Pomata piegata, supposto e lavanni. Fabbricano queste cose e quelli hanno fatto cagare mezza Sicilia. Poscanto, Su, sicuro. ricconi. Sa quanto gente hanno ammazzato per avere tutti sti soldi. Basta, finemela. Mio io pare con ste, non mi ci fare pensare. Pola Soup, pomata piegata, lavanni supposti di Tommasino Diaforetico. Don Argante. Don Argante. meno amministratore unico. Non ci raccomando io, quando ogni supposta, ogni lavanda nuova e ogni sciroppo prima li devo provare io. Don Argante. Chi è? Poscenza sti cose non la dire, manco per scherzo. Perché non l'avessi a dire? Ma come? Perché? Ma non capisci, Poscenza, che poi gente parlano, Io me ne sparolino. frego della gente. Mia figlia deve fare quello che dico io. La mia parola è stata data. Ecco. Io sono sicura che Angelica non lo farà. Invece lo farà. Non lo farà. Ah no? E io hai con un commento. No, non c'è chiudere da convento Coscienza, che non c'è chiudere. Non c'hai con un No. E sentiamo perché non c'hai chiudere, chi me lo proibisce, sentiamo. Voscenza stesso. Io stesso? Sì, Voscenza è di cori troppo buono. No, quando io voglio so anche essere cattivo. Ma quello è cattivo, Voscenza io è troppo buono, lo conosco io. Ti disse che non sono affatto buono, hai capito? No, non è affatto buono. Angelico, papà, Paparino, Paparuccio e Voscenza squaglia come una candela. Che squaglio, stavolta come un punto deve fare quello che dico io, punto e basta. Non fa. Lo fa. No, non lo farà. Ma come un sorriso che è una tinta creata a parlare così con il suo. Aspetta, che ora trovi un coppo di legno, un battesimo di spaccolemmo noi di spacco. Non mi spacca niente, perché quando il padrone decide di fare una bestialità, una creata fedele ha il dovere di impedirglielo. Ah sì, aspetta, Sì. continua. Aspetta che ora ti besso io. Aspetta. Aspetta.
Ah, volete finire, sì o no? E chi è voi scudassero che siete malato? Ah, io glielo impedisco. Magari che coscienza mia mi piglia e mi pista con parracina. Marico, ma non capisci che sposare Tommasino Diaforetico è la cosa più bella per questa ragazza. Tommasino Diaforetico, prossimo dottore. Capisci? Io poi cosa stai vedendo? Che se la viene a pigliare a mia figlia, la potta. Un isavotto, ti I teatri però non stanno funzionando. Ah, sapotto ballo. Ballo, questi sono quasi le canonici ligni, arrestati tu, sì, antica, si vecchia. Ma un isavotto andà a Lucanna. Ma quello Lucanna, oggi i picciotti sono diversi, si porta là all'università, si porta all'obitorio. All'obitorio? Certo, lui non frequenta l'obitorio, fa l'autopsia, sa, piglia la mattina, Angelica vieni con me che ti faccio fare 2 pasti, ti faccio distrarre, sa porta all'obitorio, ci fa bere una bella autopsia. Dopo quando finiscono sa porta verso Cicca Angelica, c'è aria pure, bella, e poi dopo passano alla via Atenea, si innacchiano, si fermano in Desavia, accattano una bella bandera di ossi e motto e si raccogliono. A uno, quando, balle, cose, non si usano più, i giovani moderni queste cose ormai fanno. Finì st'opera? Che? Avanti, finalmente, perché ora è arrivato l'ora della gocce per la nanna. Gocce per la nanna? Sì. Ma non le era ora da gocce. lavanna? E prima la nanna e poi la lavanna, no? Prima la nanna e poi la lavanna. No. Perché poi, dopo le gocce, voi scenzecchio rilassato e la vannuzza vieni meglio. Vuole pigliare, buono vuole pigliare. Avanti, quando... 15 e non sbagliare. 15, allora 1, 2, 3, 4, 14 e 15 e mezzo. Avanti. Come 15 e mezzo? Avanti. 15 e mezzo. 15 e mezzo. Avanti. E come la misurasti mezza goccia? E perché c'è la pipetta che è un pochettino difettosa. C'è la pipetta difettosa? Avanti. Andiamo a picchiare con buono. Avanti. Che sta facendo? Ce l'hai questa mezza goccia prima che mi avessi a fare male. Avanti, vado così picchia i gocce. E poi s'alloppia. Pare che stai vedendo un cartello scritto nella fabbrica della Pola su pomate, lavanne, supposte di Tommasino Diaforetico. Siamo qui, io e Tommasino, mio figlio, per confermare il matrimonio e per esternarvi i sensi della nostra stima. Mi deve scusare se io non mi scopro perché suo cognato, il dottore Pugone, mi ha proibito di... Faccia con comodo. Orsù, Tommasino, prego. Tommasino, ciao Tommasino. Finicchio Tommasino. Ascolti. Signore, vi saluto, vi riconosco, vi preferisco e vi riverisco come un secondo padre. Come tale mi sento più riconoscente che al primo. Il primo mi ha generato, ma voi mi avete scelto. Al primo sono legato per un atto del suo corpo, ma a voi per uno della vostra volontà. E pertanto rendo oggi in anticipo umilissimi e rispettosissimi omaggi. Ma che ce ne esce da uno? Tutto suo, l'ha scritto lui. Davvero? Da solo. Bene. Adesso prendi l'altro polso del Signore. Vediamo se sei capace di trovare la gravità della malattia. Qui dicis? Dico che il polso del Signore indica che non sta tanto bene. Bravo Tommasino, bravo Tommasino. Ottime. Bravo. È durotto, per non dire duro. Ottime. Resistente. Benissimo. Insomma, resistente. E persino leggermente irregolare. Ottimissimus. Anche ottimissimus, professore, scusi, io sono un buso che ha fidenzia dei busi dei cristiani, lei riceve ottimissimi. Lasci fare. Dal che si deduce una intemperie del parenchima plenico, comunemente detto milza. Bravo. Ma però stai pensando una cosa, suo cognato, il dottore Pugone, mi disse che sono malato di fegato. Fegato, milza, è la stessa cosa. È davvero? Certo. La stessa cosa? Tant'è vero che vi ha ordinato di mangiare molto arrosto.
No, bollito. Vabbè, bollito o arrosto è la stessa cosa. È vero? Sì. E io non sapevo. Meno male, la scienza. Ci dico sempre, Tanina, mi raccomando, dammi solo bollito. Ora ci posso dire Bollito o arrosto, sì. Scusi, quanto pago? No, ma ci mancherebbe nella parentela. Ah, certo. Allora posso approfittare Facciamo tutto un conto. del poi. neodottore? Sì, prego. Senta, scusi, una domanda, mio futuro genero, che finicchio però, che finicchio. Vedo. Senti una cosa, ti posso dare del tuo vero? Certo. Dimmi una cosa, quante grana di sale ci devo mettere da nuovo ciroso? Un uovo di cera? Come diceva? No? C'era. Nuovo ciroso, sai che è nuovo ciroso? No. Scusi. No, va. Alla coc. Ecco, io non lo puedo usare, io di antico. Quando Diciamo 6, 8 o 10, sempre in numero pari. Nei giorni dispari. Tanina, prendi appunti, mi raccomando. E dispari nei giorni pari. E tieni in mente. E presto sarete guarito. Io, ma guarda Sì, che dopo ti sbagli, va, perché io sono un malato inguaribile. Ma no, presto sarete guarito. Guarito? Sì, E signore. farete a meno delle vostre medicine. Ma guarda, dice per il favore. Dei dice vostri lui. clisteri. No. Mi dispiace, lovatemi tutto cose, ma i clisteri no. Mollate il I lavanne clistere. no, lasciatemi la lavanna, professore. Mollate il clistere. Professore, lasciatemi la lavanna, professore. Mollate il clistere, vi No. dico. Mollate il clistere! La lavanda no, professore. Ammazzato sto clistere! Professore no. Ma io mollate il Sta lavanda, clistere! disgraziato. Un clista la lavanna, lasciate sta lavanna! Disgraziato, una grazia. Così mi ruspicchi. Anza satta, mi ruspicchi. Ma io a nudo ero Mi sbigliato! fai chiesto salutare, io e me maligni mi fai chiesto salutare. Come non ero spigliato? No, io non a nudo ero sbigliato. Insomma, come lo spiegavo allora? Non sono stata io. Allora spiegavo così. Insomma, salutava la lavanna allora. Non ne saluto una lavanni, casomai ce l'hai vista fatto un do sonno. Non so, anche spiritosa, vattene, va, per cappare, vattene. Ne me ne vai, io non me ne posso dire. Te la fare tu la lavanna? No, io ce l'hai a fare a voscenza, spicciamo di cae un brano sopra, forza, mi stai cale mutannoni, si sa che mi sei notte che ci faccio clisteri. Minuto. Guarda che piscialora. Hai altra piscialora, figli uova, calma. Vedi che si sta ghettando, sta attenta. Oh, santo Dio. Avanti, li stemoli che c'hai un brano sopra. Ora, un minuto, aspetta un minuto. Dopo me la faccio. Come dopo sa fa? Con ne usi. Come facciamo capricci? Io ma pronto. Di mia? Certo, me la devo fare tutto il bucone, non bene. Poi me la faccio quando venite. No, ma di mia sono pronta. Avanti, ci faccio provare a lavarla, ma vedremo su e caura. Aspetta. Vedremo su e Canoa del caura. Annicchia, avanti. Vieni qua, metti la camera. Ah, così. Uno. Caure, a Catania ci fece una lavanna uno con l'acqua caure, ci asciughiamo tutto lo stomaco e sta guagliato. Stiamo a cuore. Un minuto che ci ciuscio, Caure. Aspetta. Ci stai ciusciando? Canto dopo uso, come si fa che piccini. Buona, sta così. Vediamo andarci nella sennicchia. Poco. Così. Poi si spadda la Così. Com'è? Ma che sa, di accia? Ma che ci mendisti? Carote. Ma non per mia! Che fu? Scanciai i pignati!
Disgraziata, che mi voleva fare? La lavanda con la broro? E chi è? Per caso non ci piaci? Non mi piace, vieni qua, che sei sempre così. Mi si arrangia che io chi fare, da bannami una ieri che c'è Cleante con Angelica. Cleante? Sì, Cleante c'è. Ma questo Cleante? Come quel Cleante? Cleante è l'innamorato di vostra figlia. L'innamorato di mia figlia? Sì. Cainza mia? Sì. Già sono cristiani senza che io saccio niente. Senza coscienza sapere niente. Avanti. E il maestro di canto allora quello ha fatto trasere? Chi è il maestro canto? Maestro canto. Chi è il maestro canto? Non è bestiale da maestro canto, maestro pesce, che a pagare a brolo. Chi è pesce a broro? Ah? Un maestro canto è pesce a broro? No, dico maestro pesce, un maestro canto di mia figlia a pagare a brolo. No. No, pesce a brolo. Sempre già là, è stato mangiato. E mandavo questo sostituto che io ho fatto entrare perché giustamente mia figlia Angelica non seguitando le lezioni che un maestro Pesci ci aveva dato, si poteva ascoltare quello che avevo imparato e quindi io l'ho fatto entrare regolarmente. E quindi? Che c'entra sto Cleante? Ah, mucca cidazzo! Chi E è? De Carusi c'ha combinato. Ah. Chi due avevi 3 mesi che trasi a vostra saputa e si invicca una camera letto di vostra figlia Angelica. A Oh. mia insaputa, sono cristiani. Netto. E io non ne saccio niente. Ah sì? Ah, sì? A posto, bravo. Ora è chi su besso io. E io l'hai pavato spatti. No, Don Argante, non fate così. Ma perché siete così senza cuore? Perché sogno senza cuore? Ma tu mischinetto, con quei soldi che voi gli avete dato, con quei soldi che voi, con cui l'avete pagato, lui ha comprato tante medicine per il padre che è malato. Ti hai un collega? Il padre è malatissimo. Lo faccio che sto cliente Io con merenda fossa. mannate a Millucca, ne facciamo compagnia. Facetelo bene. Per davvero, e senti una cosa. Sì. È sto picciotto nei confronti di suo padre, come, voglio dire, come si comporta, un risciere, un cecca, lo cura. Al suo capezzale notte e giorno e notte. Per davvero? C'era un negozio. Come a mia figlia Angelica. Ci passa la pomata. Come a mia figlia Angelica. C'era una porga. Come mia figlia Angelica. Come a mia, no come a sua figlia Angelica. E poi sappi un'altra cosa. Che cosa? Aspetta. È un segreto. E allora non morire, sia in segreto. Però io a vocienza ce l'hai a dire per E forza. allora non è segreto, io uso segreti pullicinetta. Dimmelo, va. Don Argante. Dimmi. Cleante. A suo padre. Ci fai i lavanni. Tanina, Ah. fammi a prendere questo giovanotto e a portarmi a Luca. Voglio subito metterlo alla prova.